vedo facce molto tese. Un commento a caldo su questo 0-0? Ma abbiamo preso un punto, sono partite difficili da commentare, bisogna ritrovare entusiasmo, brillantezza e cominciare a vincere. La palla è rotonda, il campionato è lungo e noi siamo tifosi, quindi Grazie. forza Napoli. Buon anno. Grazie, tu che vuoi dire? E che vuoi dire? Noi siamo tifosissimi del Napoli, vedendo questo Napoli così non poteva ripetersi un'altra volta, un altro anno di scudetto. Però bisogna pedalare, i giocatori camminano in mezzo al campo, non sono più quelli là dell'anno scorso. Purtroppo qualcuno ha la testa da un'altra parte. Che dobbiamo fare? Il cuore è azzurro, purtroppo. Ho sbagliato da Gaetano. Sì, là devi buttare la palla dentro. C'ho mio figlio che gioca a calcio, là la buttava facile dentro, figurati, è piccolo. Sponsorizziamo tuo figlio, allora grazie. Ciao. Grazie mille. Prova a fermare qualcun altro. Ciao, Napoli-Monza 0-0. Ah, stai con tuo padre, vabbè. 0-0. Un po' deluso. Un po' perché soprattutto Zerbino non si può mangiare quel gol davanti la volta. Era Gaetano. No, anche Zerbino. Sì, col sinistro. Ma poi Mazzari, 86 si può fare entrare Simeone. Non è possibile. Perché serviva la prima punta là davanti. A me mi dispiace, però così non si può andare avanti. Grazie. Che vuoi dire? Vai. Forza Napoli. Sempre, questo sempre e comunque. Simeone pochi minuti, secondo te ne vale la pena di farlo giocare? Ragazzi, sono tristissimo, non ce la faccio neanche a parlare. La monaca ci ha fregato. Che mi fa? Sarà. Vediamo per l'anno prossimo, dai. La stagione prossima o l'anno prossimo? L'anno prossimo. Già da gennaio. Da gennaio. Grazie. Forza Napoli, sempre. Forza Napoli! Presidente, prendi conto, è l'unico che può risollevare questa squadra. Mazzarri, non è cosa su 15 anni fa, pensiamo mo, Presidente. È vero, deluso, vergognatevi, è stata proprio una cosa allucinante, guarda, una disfatta proprio, una disfatta. È vergogna. Grazie. Se ne deve andare De Laurentiis, vattene a fare in culo De Laurentiis. Questo no? Non cambia niente. Cambiamo allenatore, non cambia niente, è la squadra che non gira, bisogna fare una svolta. Il peggiore in campo secondo te? Ma Juan Jesus proprio mi ha deluso proprio, 3 errori uno successivamente all'altro e è la squadra che non gira, perché sono gli stessi dell'anno scorso che ci hanno fatto vincere il tricolore. Grazie. Lui al massimo, Zerbin e Gaetano in Serie A non si può vedere. Grazie per il tuo commento. Posso? Prego. Forza Napoli! Calcio Napoli 24. Abbiamo fatto, secondo me, una partita un poco scadente. Ci siamo intossicati Natale e Capodanno. Quindi speriamo di ricominciare l'anno nuovo. No, resta solo la Befana da intossicarci. No, speriamo che la Befana non ci intossica. Cominciamo l'anno nuovo cominciando da zero, cioè resettando quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché secondo me non possiamo andare avanti così. Grazie. No, niente, grossa delusione, siamo schiavi anche di Kvaratskhelia, cioè sostituiamolo e via, abbiamo fatto entrare Simeone all'80°, Kvaratskhelia ha sbagliato tutti quei gol, sostituiamo prima anche perché rischiavamo di rimanere in 10, ci stava facendo espellere, quindi non vedo nemmeno Mazzarri tranquillo. Non ci siamo, speriamo non so in cosa, ma speriamo. Grazie, buon anno. Ciao. Il signore qua tu sei quello dell'altra, mi ricordi? Dello stadio, non so se ti ricordi, e per l'ennesima volta è successo la stessa cosa, perché è una sconfitta dovuta anche dall'arbitraggio. È scandaloso l'arbitraggio. Hanno perso tempo 2 minuti in più quasi. 6 minuti e 35, 2 minuti in più non sono esistiti. Ma di che stiamo a parlare? No, se posso dire, Gaetano e Zerbino non possono sbagliare quei gol. Hanno sbagliato, no, hai ragione, perché quest'anno l'annata è. Io ho paura pure della Supercoppa di fare una bella figura di merda, sincero proprio. Supercoppa fa paura mo. Con la Fiorentina e poi in finale senza Osimhen, perché Osimhen poi sta in Coppa d'Africa. Sempre forza Napoli e speriamo nell'anno nuovo. Auguri a tutti. Grazie. Tu deluso? Sì, c'è un messaggio di come si chiama quello? Fede, quello là del canale 4. Emilio Fede, che figura di merda. Grazie. Salve, volevo dire che sono venuto qua da Milano per vedere il Napoli, una grande delusione perché secondo me il Napoli può fare tanto, però come dicono i tifosi bisogna tirare fuori ste palle perché sennò col Monza 0-0 poteva andarci pure peggio
Il rigore, meno male che Meret uno alla presa. Arrivederci. Grazie. Delusione tantissima. Io spero che veramente a gennaio il Presidente metta mano al portafoglio e prenda quei giocatori che sono necessari per portare la squadra a livelli decenti. Analizzando la partita di oggi sicuramente siamo stati sfortunati, siamo stati sciuponi perché abbiamo sbagliato un sacco di occasioni, ci è andata di lusso per il rigore. Volevo dire una parola in favore di Meret, tanto contestato, e un portiere che veramente vale tanto perché ha parato un rigore, una partita che poteva essere compromessa. Sempre Forza Napoli. Sempre. Ciao piccolo. Forza Napoli! Voi che volete dire? Niente, secondo me è un problema di spogliatoio, i ragazzi sono scordinatissimi, cioè non hanno proprio gioco, sembrano la brutta copia dei giocatori dell'anno scorso. Di Lorenzo inesistente, ho detto tutto, speriamo che me la cavo quest'anno. Grazie, buon anno anche. Non c'è furore agonistico, non c'è aggressività nella squadra, sono dei cadaveri, sembrano tutti riconoscibili, non si riesce a capire perché. Se un calciatore non dà forza, dà aggressività, non riuscirà mai a vincere le partite. È una squadra che non tira in porta, non tira assolutamente in porta, vuole entrare con la palla in rete quando bisogna cominciare a tirare anche dalla distanza. Arrivano tiri flebili nella porta avversaria, non riesco a capire perché, non allenano, non so. Grazie, buon anno anche a te. Auguri a tutti, buon anno, buon Natale. Napoli-Monza. Ma diciamo deluso fino a un certo punto, perché sì, un po' di un'ennesima delusione c'è un poco, però stasera rispetto alle altre volte un timido segnale di ripresa l'ho visto, qualche azione l'ho vista, mi auguro che all'anno nuovo si possa aggiustare qualcosa con qualche innesto e possiamo raddrizzare un po' quest'annata, ecco. Perché oggi aspettano partite difficili, ci aspetta il Torino, poi c'è la Salernitana e poi la Supercoppa, la Champions, quindi ma io dico che è anche un po' di problemi di preparazione, perché alcuni calciatori ho visto un poco molli, tipo Anghissà, tipo per usare un eufemismo molli. Sì. Vabbè, grazie. Comunque auguri a tutti, buon anno a tutti quanti. Grazie. Alla prossima. Il piccolo che vuole dire tu? Ciro, vuoi dire qualcosa? Ciro, un Forza Napoli. Mazzarri deve andarsene. È il suo pensiero. Tu invece? Niente. Io voglio dire, dopo l'errore Garcia all'orrore Mazzarri, il Ciolito in campo all'85esimo, perché? Cioè no, voglio questa risposta, perché? Per me hai ragione, onestamente non me lo spiego neanche io. Cioè Zerbini col giocatore di quarta serie gioca al posto di Lindstrom pagato 30 milioni, perché? Cioè voglio stop da una capo. Il peggiore in campo stasera sono... Tutti i peggiori, tutti solo i tifosi a cantare 90 minuti, tutti i peggiori, tutti a lavorare, voglio, perché non avete rispetto, a lavorare, in primis proprio Presidente. A gennaio ti aspetti qualche colpo? Qualche colpo, a gennaio ci vogliono... Presidente! Ci vogliono 5 colpi importanti, perché altrimenti ragazzi sarà un'annata proprio, un 2024, non oso immaginare che il 2024 ci aspetta. Grazie, buon anno. Ciao, auguri a tutti. Grazie. Tu che volevi dire? Purtroppo stasera è regnata la sfortuna, come ha detto il signore ci sono stati qualche segnale di ripresa, però la palla, come si dice, si butta dentro per vincere le partite. Che dire, un augurio speciale a tutti i tifosi del Napoli, che sia un anno, il 2024, almeno di ripresa. Purtroppo la stagione è andata, salviamo il salvabile, speriamo che sia frutto della lezione che ha sbagliato quest'anno purtroppo il Presidente, ha sbagliato tutto lui, e che dire, forza Napoli e un saluto a tutti quanti. Grazie, andiamo dai piccoli e poi andiamo da lui, che volete dire? Vai. Forza Napoli. Che il Napoli ha giocato male oggi. Però sempre Forza Napoli, Bravo. Ci dobbiamo Il Napoli ha impegnare. fatto schifo, Meretti si faceva la passeggiata nel campo. Buon anno a voi, invece voi venite da Torino a Noi Napoli. veniamo da Torino, sì, speravamo di vedere una partita diversa onestamente, ma purtroppo molto delusi purtroppo, perché non si impegnano più, non si divertono quando giocano ed è una delusione tremenda. Tu che vuoi dire? È da Torino a Napoli, vabbè, Napoli del cuore. Speriamo che Napoli si riprenda, almeno qualche giocatore comincia a giocare meglio e soprattutto anche l'allenatore. Ci sarete a Torino-Napoli il 7? Speriamo. Va bene, buon anno a voi. Napoli sempre. Secondo me Mazzarri
andava a scuola come andavo a scuola io, ha studiato pochissimo e male. Non si può non mettere Simeone dal primo minuto, è la punta che serve per sbloccare le partite, quello che fa anche spazio per le altre punte, per cui chiaramente Mazzarri, non mettere Simeone dal primo minuto. cacciare Mazzarri subito secondo me. Mettere Simeone dal 1,2 milioni regalati, l'ha preso dei saldi di Pasqua molto probabilmente già. Grazie. Prendere gol allora, Simeone, cioè la prima punta in panchina non la metti, fai giocare Raspadori. Ma come si fa? Come si fa? È la prima punta in panchina. Lindstrom non capisco perché non gioca, Raspadori è una seconda punta, non può giocare prima punta. E credo che tutti l'abbiamo capito. Perché Mazzarri non lo capisce? A gennaio che ti aspetti? Cioè adesso il mercato che ti aspetti? No, il mercato in primis. Innanzitutto prendere dei centrocampisti, perché vedere che non abbiamo più un centrocampista. Vendere Elmas è una follia. Senza prendere, adesso bisogna prendere Samasric, subito, immediatamente, perché bisogna avere un centrocampista. Al prossimo parte anche a chissà, quindi con chi giochiamo? Voglio capire. Grazie. Buon anno, grazie a tutti. Comunque abbiamo fatto schifo. Già sapevo, ora ve lo dico subito. Praticamente io ci ho sperato per il 4-0 dell'anno scorso e invece no. Io mi sono andato a vedere una bella partita, mi aspettavo, invece mi sono dovuto vedere, permettete se lo posso dire, sta merda di Napoli. Comunque, io l'ho visto. Forza Napoli, buon anno e comunque speriamo che ci compriamo qualche giocatore buono. Speriamo. Buon anno a te, tu che vuoi dire invece? Oggi lo massimo con mio fratello Davide, faccio tanti auguri, bello lo massimo. Auguri Davide. E speriamo questo Napoli perché ragazzi speriamo che ci vediamo un po'. Perfetto. Buon anno anche a te. E comunque forza Napoli sempre. Sempre comunque. Saluto da mia mamma, mio fratello Davide, Manuela. Tutti quanti. E forza Napoli, aiuto! Forza Napoli! Piccolo, tu di qua. Io volevo dire che il Napoli è veramente una bella squadra unita insieme e quando c'era lo scudetto a me è piaciuto molto festeggiare, divertirmi e cantare. Quest'anno invece un po' di meno, però non è detta tutta, vero Samu? Sì, e sempre forza Napoli. Sempre e comunque, ciao, grazie. Si dice a Napoli o t'ho un den sac a catta giocatura. È un messaggio a qualcuno questo? Un messaggio in vieni qua, vieni. Anche lui, prima tu, Da Rimini sempre Forza Napoli, con tante difficoltà, con tanto impegno, ma sempre con tanto cuore. Il club Rimini Azzurro, no? Lo salutiamo. Il club di casa mia, non apparteniamo al club, comunque il club di Rimini assolutamente. Sempre Forza Napoli, grazie. Anche da Rimini. Grazie, buon anno a tutta Rimini, ciao. Non si smette mai di fare Napoli, quindi sempre Forza Napoli. Ci sono alti e bassi come sempre in ogni squadra. Però non si smette mai di tifare Napoli. Napoli nel cuore, sempre. Forza Napoli! Grazie, vieni anche tu. Saluto. Forza Napoli a tutti, ovunque, sempre anche nelle cattive, nelle brutte situazioni come in questo momento. Ora più che mai, Forza Napoli! Grazie. Buon anno anche a te. Vieni qua, vieni, fai con calma, non ti preoccupare. Che canale? Calcio Napoli 24. Siete anche voi un po' delusi? Un pochino sì, ma secondo me è stata gestita proprio male questa situazione scudetto, ma già dall'estate. Perché non si può arrivare a scegliere dopo Spalletti un allenatore che comunque per me era andato in pensione, perché Garzia era andato in pensione. E anche comunque la preparazione fisica, tecnica, i calciatori ne risentono e oggi comunque ne abbiamo avuto un'ennesima dimostrazione. Anche il mercato comunque è stato sbagliato perché giocatori come Lindstrom, Simeone non vengono proprio visti dall'allenatore, cioè Lindstrom pagato 35-30 milioni, adesso non ricordo, non viene proprio visto dall'allenatore, è stato superato nelle gerarchie addirittura da Zerbin, quindi... Tu che ne pensi? Anche abbiamo parlato prima, la penso esattamente allo stesso modo. È stata sbagliata la preparazione, ma non parlo di questo momento. Siamo guaiati, come dice lui. Ma si viene da subito dopo lo scudetto, no? E acquisti sono stati sbagliati. È stato sbagliato tutto, la gestione, tutto. A gennaio che vi aspettate sul mercato? Ma secondo me non possiamo neanche aspettarci troppo perché una stagione che oramai è andata così non può salvarsi su un mercato di gennaio, perché anche se compri un quinto di difesa o comunque compri un altro trequartista al posto di Elmas non penso che la stagione la svolti su un mercato di gennaio, oramai il dato è tratto, come si può dire.
quindi adesso secondo me l'unico obiettivo è quello di lavorare testa bassa e cercare di arrivare nelle prime 4 e poi quando è agosto mandare a casa chi non si merita di stare qui. Discontenti perché c'è gente anche come Simeone che ho letto prima che è scontento giustamente perché non viene visto dall'allenatore, lo stesso Lindstrom, lo stesso Elmas adesso se n'è andato, quindi comunque l'ambiente è un po' diciamo sfilacciato. Sì. Esatto. Ragazzi, grazie e buon anno. Arrivederci anche a voi. Alla prossima. Passiamo prima il bimbo al volo. Ciao, come ti chiami? Arnaldo, sei un po' deluso per questa partita? Sì. Ti aspettavi una vittoria? Sì. Però sempre Forza Napoli. Sì. Sì. Lui veramente aveva pronosticato la vittoria del Monza. Quindi era meglio rispetto ai suoi. Vedendola per televisione ha pensato, dico, forse vedendola dal vivo sarà una cosa migliore. Invece adesso vedendola dal vivo ha detto a nonno come mai ha pareggiato soltanto? Hai capito? Arnaldo, portavoce per la squadra del Napoli. Bisogna correre di più. Se non si corre non si fa niente. Bravo. Grazie, buon anno. Ciao. Ciao. Andiamo invece da Gargamella, buonasera. Salve, buonasera. Dobbiamo rimanere tornati, diamoci gli auguri di un buon anno perché abbiamo fatto un brutto Natale e facciamo anche un Capodanno così triste. Però speriamo bene, noi la nostra religione va sempre avanti e sicuramente sarà un anno prosperoso, un anno molto bello e radioso per un avvenire migliore. Non ci sono che parole, però penso che gli arbitri non dobbiamo appenderci dagli specchi, però ci deve anche tutelare un pochino la federazione e cose perché non meritiamo di essere condannato così ogni domenica, sono la sesta domenica che di fila che abbiamo sempre questi torti e questo non è giusto, che noi che facciamo tanti sacrifici e loro come si dice napolitanamente se ne fottono. Comunque buon anno a tutti, lei è una televisione speciale, siete delle persone speciali. Grazie. Buon anno a voi. Invece da Firenze per Kvara, giusto? Vieni. Come ti chiami? Alessia. Alessio, però Kvara non l'ha vista, penso No. Però sempre Forza Napoli, no Alessio? Sì. Me lo fate un Forza Napoli tutti e due, se vieni a tu? Forza Napoli! Grazie. Forza Napoli. Sempre e comunque. Andiamo, dove è Fido? Sebba sta là. Vieni, amico mio da Saviano. Marco, allora, io parto dal presupposto che grazie Meret, perché a questo punto parando il rigore noi abbiamo evitato un'altra sconfitta al Maradona. Lentissimo il gioco, Kvara che comunque fa sempre le stesse cose, non riesce proprio a passare la palla e poi mi faccio sempre la stessa domanda, Raspadori, dove lo mettiamo, cosa stava facendo e per quale motivo Simeone è entrato negli ultimi 6-5 minuti, cioè non ha senso tutto questo. Poi non mi voglio appellare al fatto del disastro arbitro perché anche quello ci si mette poi, anche se noi abbiamo le nostre colpe, però anche l'arbitro ci è messo poi del suo ad ammonire, ad espellere Mazzarri, anche a Palladino, quindi così come Gaetano però e Zerbin che hanno sbagliato quei 2 gol clamorosi. Allora Zerbin è veramente clamorosissimo a sbagliare quel gol, però fino ad allora non aveva concluso nulla Zerbin, quindi ha fatto il passaggio sbagliato per Kvara in aria che è stato anticipato. Allora noi, ti ripeto, come ti dicevo già prima della partita, ringraziamo il presidente, ringraziamo la squadra per questo 2023, l'abbiamo chiuso questo 2023 in un modo eccellente con lo scudetto, però adesso dobbiamo veramente vedere con degli acquisti ben precisi in dei reparti particolari e bisogna concretizzare, perché veramente contro il Monza stasera bisognava vincere e non l'abbiamo fatto ed è un dispiacere. Buon anno a tutti. Grazie, buon anche anno a te Marco. Prossima, ciao. Grazie, buon anno. Andiamo prima da lui, poi da Sebba. Buonasera. Lui viene dalla provincia di Venezia e io dalla Svizzera, quindi avete fatto tanti mamma chilometri. Mia, per nulla. Il problema è che siamo una squadra, l'unica squadra secondo me che uscente campioni d'Italia che non ci siamo mai sentiti campioni d'Italia. È un problema, poi davanti alla porta si sbaglia e è un casino. Sì. Vuoi dire qualcosa tu, zio? No. È stata una bella esperienza la tribuna Posilipo, però lo spizio del gol.
Però almeno avete visto Meret che paga i rigori. Sì, meno male, anche perché soprattutto nell'ultimo periodo è stato molto criticato, bombardato, quindi almeno Meret ci ha salvato oggi il risultato. Grazie mille, buon ritorno. Ci vediamo a Barcellona. Vengo a Barcellona, vengo. Va benissimo. Buon anno. Grazie, altrettanto. Ciao. Dobbiamo dire solo buon anno. Vai, Possiamo dirlo. Buon anno a tutti. E forza Napoli. Buon anno a tutti e forza Napoli. Ciao. Grazie, ciao. Seba, ci rivediamo, fatti abbracciare, ci rivediamo dopo tanto tempo. Sì. Tra l'altro sei in versione Squid Game, vedo. Sì, questo è Squid Game. Non è, manco Squid Game serviva per far vincere il Napoli, niente. Quest'anno è un po' dura. Sì, è molto dura, ma in Corea che significa di amici, che è condividere non solo la felicità, ma anche le tristezze. Esatto, sinceramente. E quindi sì, oggi pareggio, ma anche condividiamo pareggio e poi andiamo per vincere. Certo. Speriamo bene. Ci fai un augurio di buon anno in coreano? Vai, così. Ok. 나폴리 사람들, 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 2024년도에는 좋은 일만 가득하길 바라겠습니다. Grazie.